Terza corsa dall'Arcoveggio, un'altra prova per i 3 anni, questa volta si alza il livello, vincitori da 1.000 a 7.500 euro nella carriera. Con il numero 1 Hypnotic Man Alberto Garruto, al 2 Ida Spritz Andrea Farolfi, 3 Izzar ASM Roberto Vecchione, 4 Ivanka GSO Manuel Pistone, 5 Iper dei Greppi Filippo Monti, con il 7 in seconda fila Itaca Di Mira e Antonio Di Nardo. Allineamento che va a completarsi lungo la curva di sinistra, l'1 e il 2 arrivano per ultimi a completare l'allineamento. Macchina che accelera una volta entrata in dirittura. Si ritrae Iper dei Greppi. Partiti. È veloce Izzara SM che prova a scavalcare Ida Spritz, la quale prova a rientrare all'imbocco della prima piegata. In vantaggio Ida Spritz nei confronti di Ivanka GSO, mentre sbaglia Ida Spritz, che crea poi un po' di impaccio al resto del gruppo. Sbaglia anche Izzara SM e così si trova al numero 3 comando Izzara Ivanka SM GSO squalificato nei confronti di Hypnotic Man, quindi Itaca Di Mira, e alla retroguardia Iper dei Greppi. Si vanno a completare i primi 400 metri di corsa in 31,7 con al comando Ivanka GSO nei confronti di Hypnotic Man, terza posizione per Itaca Di Mira, poi Iper dei Greppi. 400 iniziali in 31,7 con sempre al comando Ivanka GSO che precede Hypnotic Man, poi Itaca Di Mira, quindi Iper dei Greppi. Quartetto dei superstiti da rottura, completa i primi 800 metri in 1,5 e mezzo. Sempre ripetiamo al comando, numero 3 Izzara SM squalificato. Sempre al comando Ivanka GSO nei confronti di Hypnotic Man, di fuori prova ad avventurarsi Itaca Di Mira trascinandosi per dei Greppi. Chilometro in 1,21,3 con al comando Ivanka GSO in seconda posizione Hypnotic Man, Itaca Di Mira che prova a proporsi all'esterno, Iper dei Greppi che rimane in coda. Quando siamo a 400 dalla conclusione, la frazione della retta opposta in 15, accelera Ivanka GSO che prova l'allungo decisivo, si impegna sempre all'esterno Itaca Di Mira, in corda rimane Hypnotic Man un po' sul passo, galoppa anche Iper dei Greppi, così numero galoppa 5 anche Itaca Di Iper Mira, dei così Greppi rimangono squalificato. in due con Ivanka GSO da sola in numero vantaggio. 7 Itaca Di Mira GSO squalificato. nel finale viene a rifinire il percorso in semplicità, cost to cost vincente, si toglie la qualifica di Maiden Ivanka GSO nei confronti di Hypnotic Man che è secondo 1.17.8, Ivanka GSO, Manuel Pistone per il training di Walter Zanetti, i colori della scuderia Colexon Imola SRL, la vittoria della figlia di Volstead che in cost to cost si impone nettamente nei confronti di Hypnotic Man, solo loro due al palo, esenti da squalifica.